Biennale Architettura e nel prossimo weekend l'apertura del Salone Nautico. Sono questi i primi segnali, ancora in fase iniziale, di ripresa economica del turismo a Venezia. Gli alberghi cominciano timidamente a riaprire. È stata importante l'apertura della Biennale Fisica, è stata importante la prevista apertura del Salone Nautico in forma fisica, ringraziamo il Presidente della Biennale, ringraziamo il nostro Sindaco Brugnaro, però il tasso di occupazione sarà basso. Posso pronosticare circa un 25%, massimo 25% di tasso di occupazione e quindi è evidente che è una ripresa claudicante. Però l'importante è che questa apertura di questi due eventi segnano la ripartenza, segnano l'inizio di quel percorso difficile che però ci porterà alla normalità. Vediamo la luce in fondo al tunnel. Il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori però mette in guardia: il percorso da affrontare sarà molto lungo. Io penso che arriveremo a circa un 70% degli alberghi aperti per giugno e poi un po' alla volta apriranno anche altri. Alcuni scavalleranno l'anno, andranno a finire ad aprire al marzo dell'anno prossimo perché si tratta di alberghi che magari lavoravano con gruppi e quindi non hanno la convenienza ad aprire. Si tratta di una ripartenza però molto difficile e gli aiuti del governo sono definibili come carità pelosa. E lancio quindi questo appello al governo: non ci lasci da sole, le città d'arte sono quelle che hanno maggiormente subito il colpo di questa crisi e hanno bisogno di essere aiutate, perché non è colpa degli imprenditori in questo caso, ma solo un evento imprevedibile quale è quello della pandemia.